Buon pomeriggio amici di Sardegna Gol e benvenuti a questa nuova puntata di approfondimento sul Cagliari, su questa sconfitta che ci ha fatto disperare. Parliamo di questa grossa delusione con Roberto Serra Ciao a tutti. e Armando Pibili. Ciao a tutti. Senza drammatizzare troppo la situazione, però insomma ci aspettavamo di meglio da questa trasferta milanese e invece è stato un brutto ritorno e brusco ritorno al passato. Sì, Alessandro, appunto stavamo parlando proprio di questo anche settimana scorsa, che appunto analizzando anche le varie concorrenti, appunto tu hai sottolineato, a differenza nostra, il Sassuolo è andato a Milano con l'Inter, però ha giocato con le riserve e ha vinto 1-0. E noi, stesso scenario, siamo andati a San Siro col Milan, con le riserve in campo. Non so se voi l'avete vista la partita, ma per il Milan, che ormai non ha più niente da dire, come sappiamo, lo scudetto è dell'Inter, la qualificazione in Champions è in tasca, è una partita di allenamento per loro. Infatti, come hai detto tu, è stata una delusione, perché chi ha visto la partita ha visto un Cagliari proprio spento, ma fin dal primo minuto, neanche a provare, cioè sapendo appunto che affronti un Milan che non ha più niente da chiedere, per provarci. E che veniva da 6 sconfitte consecutive, coppe comprese. Sì, ripeto, guarda, io ho visto, cioè ripeto di nuovo, non vorrei essere ripetitivo. Ho visto il Milan giochicchiare, appunto, come proprio fosse, come se tu andassi a vedere l'allenamento di una squadra, tale quale, il Cagliari completamente assente, e infatti vedi anche, se non sbaglio, 3 dei 5 gol che ce l'hanno fatto con l'uomo solo davanti alla porta. Armando, abbiamo visto i soliti errori. Quando ho parlato di un ritorno al passato mi riferivo insomma, allo scorso girone e insomma all'avvio del girone di ritorno. Insomma, soliti errori, dicevamo, e anche mancanza di stimoli, ma ce li possiamo permettere a 3 giornate, ora 2 giornate dalla fine, con l'acqua quasi alla gola, con la pressione di dover non sbagliare più a partire dalla prossima partita. Abbiamo resuscitato i morti come facevamo in passato, abbiamo resuscitato un Leao che è diventato da pallone d'oro proprio con il Cagliari. Non sarà una semplice coincidenza, e non lo è stata. Guarda, io premetto che sono incazzatissimo proprio per questo. Te la concediamo. Poi sì, la regia mi censurerà, ma è l'atteggiamento che ho visto in campo è inammissibile, perché con questa situazione tu non puoi scendere in campo così a passeggiare solo perché il Milan ha le riserve. Io non ho visto onestamente un atteggiamento arrembante, anzi ho visto un atteggiamento che sembrava essere quasi di gestione del gioco, ma non puoi andare a San Siro a gestire il gioco perché vieni massacrato, che è esattamente quello che è successo. Un atteggiamento non da squadra che deve salvarsi, Sì, e che sembrava ha degli che altri stimoli rispetto ad un Milan che sì, ha tanto da farsi perdonare in queste ultime partite, soprattutto di fronte ai suoi tifosi, che sono altrettanto adirati per come sono andate le cose ultimamente. Però dal Cagliari, ecco, a livello di stimoli ci si aspetta di più, ripeto, a 3 giornate, che ora sono diventate 2, dalla certo. fine. Certo, guarda, sono d'accordo con Armando, che appunto ha detto le parole giuste. Un Cagliari che passeggiava in campo, cioè sembrava una squadra che anziché dovesse salvarsi fosse già salva e poteva permettersi, andiamo lì, facciamo la partita e boh. E invece adesso si complica, perché comunque appunto, Alessandro, ormai mancano 2 partite. Domenica prossima andiamo a Sassuolo, lì o fai 3 punti o se no Dio solo sa come va a finire. Intanto abbiamo avuto la vittoria dell'Udinese che ci ha raggiunto come punteggio, ma per Esatto. differenza reti sta comunque sopra, quindi ci è andata bene che le altre concorrenti, appunto, eccetto l'Udinese, hanno perso tutte. Ma non lo so. al di là degli altri risultati bisogna anche vedere la prestazione. Insomma, mi sembra di aver capito che la lezione di Genova e poi Ma e poi togli la partita di Genova, che là avevamo fuori mezza squadra.
Però Sì, ho visto un però Cagliari col Milan. se non vogliamo... Lo so, di- però i giocatori che abbiamo sono quelli, ripeto, non abbiamo la panchina, come abbiamo già detto, di Juve e Milan, che abbiamo due squadre. Io guardo alla Quello. prestazione e la Però prestazione di Genova non mi è piaciuta, non mi è piaciuta neanche questa di Milano, Però- forse anche peggio. Sì, E mi, Questa peggio, e mi secondo me riferisco, anche peggio. e mi riferisco anche Questa è peggio. al fatto che hanno steccato anche i senatori, i ministri della difesa, sui quali abbiamo sempre fatto affidamento anche quando la situazione era emergenziale e le cose non andavano bene dalla cintola in su. Alla fine ci siamo salvati anche con appunto i Mina e i Dossena. Anche loro hanno steccato in questa partita e anche la loro esperienza è venuta a meno. Come dicevamo prima fuori onda con Roberto, abbiamo preso la maggior parte dei gol con l'uomo da solo davanti. Infilate paurose. Allora vuol dire che qualcosa di brutto la stiamo sbagliando, perché se arriva l'uomo a essere davanti al portiere da solo, lì 1 su 1 prendi il gol. Sì, una volta il portiere può fare il miracolo, però non ti ci devi ritrovare in quella situazione. Insomma, non sono servite le lezioni, non sono serviti i richiami di Ranieri, che ho saputo ha fatto il suo richiamo anche in questa occasione alla squadra. Una squadra che deve reagire, che non può permettersi più di rimandare, ecco, i buoni propositi alle prossime partite, perché le prossime partite sono già cruciali. Non vorrei dire che si farà tutto in una partita, perché anche la partita con la Fiorentina avrà la sua importanza. Io credo e voglio sperare, perché appunto si tratta di una combinazione di risultati che ci potrebbe portare anche a poterci giocare in tranquillità una salvezza all'ultima con la Fiorentina in casa, e con presupposti diversi da quelli che invece si prospettano per domenica all'ora di pranzo, quando insomma andremo lì con una squadra che o vince o retrocede. Come la vedi, Armando? Ma sai che io comincio a vedere un po' di fantasmi dal passato. Mi ricorda molto l'atmosfera dell'ultima retrocessione, Ecco. dove si andò col Venezia. Io non volevo dirlo. Diciamolo, perché la verità è, e c'era questa convinzione che tanto ci saremmo salvati, che bastasse vincere 1-0, e quindi Con una retrocessa. sì, Ok. esatto, con una già retrocessa, quindi senza obiettivi, senza stimoli, anzi teoricamente anche una squadra depressa mentalmente. E invece andammo lì e non riuscimmo a fare quel maledetto gol. Quindi questa atmosfera così a me sembra davvero un déjà vu, e ovviamente non vorrei che risuccedesse, però mi preoccupa anche che ci sia di nuovo questo spirito che non va per niente bene. Per fortuna ci arriviamo con una rosa che è quasi al completo. Ok, bisogna verificare i rientri dei lungodegenti, che non avranno sicuramente i 90 minuti insomma sulle gambe, che vengono da un lungo infortunio. Mi riferisco ai Pavoletti, mi riferisco ai Mancosu, anche a Viola, che insomma dovrebbe essere recuperabile, ma che insomma manca da un paio di partite e si è sentita la sua mancanza. Notevolmente, Alessandro. E come abbiamo detto, Viola l'ha fatto vedere, è un giocatore molto tecnico, d'esperienza. Nelle partite dove abbiamo fatto punti, quando è entrato lui, è cambiata la partita. Tra l'altro l'abbiamo perso Perché lui nel che momento migliore, più fulgido, scusa. no? Esatto. Migliore. E comunque è lui che detta i tempi di gioco. Insomma, è un giocatore che sa fare tutto. Ed è lui che ha questi lampi di genio, oltre ad avere i piedi più fattati di tutta la rosa, che può inventare qualsiasi cosa, e noi ci auguriamo che si inventi la giocata sin da domenica. Cosa vi aspettate da questi recuperi e da questi 5 schiaffi, non uno? Alessandro, guarda, sinceramente Ci può essere la reazione, quella che vogliamo, sommata al fatto che se non è da ultima spiaggia è Guarda, quasi questa partita di Sassuolo. dopo la partita col Milan ti dico non lo so. Ma ti dico non lo so perché a me la partita col Milan mi ha lasciato molto perplesso, perché cioè, ok, Si può perdere. si può perdere dignitosamente. chiaro, però io ripeto, allora ti dico la verità, io
Ho iniziato la partita, l'ho guardata, fin dal primo minuto ho visto un Cagliari spento. Dopo il 2-0 ho spento il televisore, ti dico la verità, perché avevo già capito che non era cosa, un Cagliari proprio assente, perché, ripeto, puoi perdere, però giochi, almeno giochi, onori la maglia, provi a vincere, insomma. Non c'è stato nulla di tutto ciò, ripeto, come ha detto Armando, stavano passeggiando in campo. E non ce lo possiamo Cioè, permettere. sembrava il contrario, il Cagliari già salvo e il Milan che si dovesse salvare. Non ce lo possiamo permettere. Sembrava una partita a parti inverse, invece... E se vediamo i risultati delle altre, sì, è vero che tranne l'Udinese, che insomma anche lì... Ma nessuno ha perso qualche 5-1. riflessione, sì, infatti ho visto la partita dell'Empoli a Roma con la Lazio, contro una Lazio che cercava e che cerca ancora un posto in Europa e diciamo ha tenuto bene il campo, poi ha perso 2-0 sì, ma insomma fino alla fine ha cercato il risultato ed ha tenuto bene il campo e è uscita insomma sconfitta ma in modo alta, dignitoso, testa certo, alta. senza le imbarcate a cui ci aveva abituato il Cagliari nel girone di andata e a cui abbiamo assistito Sì, domenica. domenica scorsa. Quindi non lo so. Sabato, pardon. Domenica prossima cosa col Sassuolo, cosa ti aspetti? Ma io mi aspetto una squadra completamente diversa perché sennò... Alessandro, parliamoci chiaro e tondo. Se perdiamo a Sassuolo... Non pensiamoci neanche. Io ci penso. Io voglio riportarvi a quello che è successo anche con Lecce. La partita Lecce-Udinese. Vi aspettavate un risultato del genere? Ve lo sareste giocati il 2 fisso? Io sì. Sinceramente io magari non mi aspettavo un 2-0 così, però con il Lecce già salvo che l'Udinese andasse lì per vincere, cioè chiunque dovrebbe farlo, come avrebbe dovuto farlo il Cagliari. Poi ci sono partite appunto dove giochi bene e non ottieni, anche come hai detto tu la partita dell'Empoli con la Lazio, l'ho vista anch'io, ha fatto un gol all'inizio, poi la partita insomma hanno attaccato un po' tutti e due, ne ha preso un altro sul finale e va bene, ha perso 2-0 ma con una partita giocata in maniera decente, non in vacanza lì a passeggiare, a prendere un gol dietro l'altro come se fosse futsal, così cioè, è stato anche per me veramente difficile vederli giocare così. Sì, non ci sono più alibi, anche perché, ripeto, andiamo lì con una formazione che, non dico dall'imbarazzo della scelta a Ranieri, ma che dà delle ottime, diciamo delle ottime possibilità di scelta sia sia a centrocampo che soprattutto in attacco, dove praticamente sono tutti abili ed arruolabili. Soprattutto in attacco si giocherà la partita, secondo voi, oppure sarà la solita partita tattica che verrà decisa dal dettaglio, dall'episodio? Sicuramente sarà una partita contratta all'inizio. Cosa vi aspettate? Sì, sulla carta diciamo una partita tecnica, per tutti e due hanno bisogno di punti, quindi sai, il primo che sbaglia va sotto di un gol e poi deve recuperare, che non è semplice. E quindi sì, una partita tattica di studio dove tutti e due devono segnare, hanno bisogno di punti e si spera che questi 3 punti li faccia il Cagliari. Potremmo anche giocare per 2 risultati su 3, che è un po' rischioso, però parlando in modo molto pratico e pragmatico, da un grande pragmatico come Ranieri, io mi aspetterei anche un atteggiamento, non dico prudente, ma ragionato in questo senso. Armando, sei della stessa idea o... Oh mio Dio, io ho paura che sarà così, ma vorrei che scendessero per vincere, perché storicamente quando proviamo a giocare per 2 risultati utili finiamo per perderla la partita. Se guardiamo a questo Cagliari non è mai stato in grado di andare avanti, pareggiare, gestire e portare a casa il risultato. Storicamente quando abbiamo provato a gestire, quando abbiamo tolto attaccanti e messo difensori, il gol l'abbiamo sempre preso.
ma il gol lo prenderemo sempre. Speriamo di no. Speriamo di no. A sperare, insomma, la gente muore in un certo modo. Oramai, cioè, io l'ho visto in queste partite, in questo Sì. campionato, non abbiamo questa capacità. Non abbiamo questa capacità e senza tirarci addosso il malaugurio, però come abbiamo detto anche nella settimana scorsa, insomma, non siamo fatti per le partite secche, No. non siamo fatti per le gare da ultima spiaggia, però ho fiducia nel fatto che con la possibilità appunto di giocare per 2 risultati su 3, anche la squadra possa scendere magari in campo con un atteggiamento un po' più sereno rispetto al solito. Non così sereno come si è visto a Milano. Beh, sereno non direi. Ripeto, devi andare là per fare la partita, Alessandro, e lo sappiamo tutti. La situazione del Cagliari è questa. Ce la siamo cercata perché i match point li abbiamo avuti. Non parlo solo di della partita con Lecce, parlo della partita in casa col Verona. Sì, che è un Cagliari che ha perso abbiamo sicuramente. rischiato di perdere. Sì, è un Cagliari che sicuramente ha perso punti strada facendo, e vedi con la Juve, vedi con l'Empoli all'andata che viola sbagliato il rigore, e appunto poi ha fatto anche dei episodi con Lecce, l'espulsione di Gaetano, poi ci è andata bene che dopo il pareggio del Lecce, il Lecce ha preso 2 pali se non sbaglio, quindi insomma un po' di fortuna e sfortuna, però ripeto, sono tutte là, a parte delle concorrenti. E si è levata di mezzo il Lecce che si è salvato aritmeticamente, e le altre 5 o 6 squadre che sono rimaste col Cagliari sono tutte là. A proposito di partite secche che per noi sono pericolose, ricordiamo che col nuovo regolamento adesso se dovessimo arrivare a pari punti con un'altra squadra non passerebbe più per differenza reti una delle due, ma ci sarebbe una finale di andata e ritorno dove ci si va a giocare tutto praticamente. Una sorta di spareggio come quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Esattamente. Che ci ha portato bene, ci ha detto bene. Quest'anno io vorrei non riviverla. Ma sì, io mi auguro a non situazione. vedere quella partita perché Ecco, sarebbe... ecco. Anche perché gli jolly si giocano una volta ogni tanto, escono una volta ogni tanto. Nel mazzo sono sempre 4 su 40 carte e quindi insomma, ecco. Ce li siamo già giocati. Ce li siamo mi sa. già giocati alla grande. Io vorrei porvi un'altra domanda. Secondo voi quale sarà, oltre all'atteggiamento, il modulo che proporrà Ranieri? Andrà sull'usato sicuro il 4-3-3 o riproporrà ancora il 3-4-3 o le varianti durante una partita in cui abbiamo la carta Pavoletti, abbiamo la carta Viola da giocarsi all'evenienza e che speriamo di non doversi giocare come ultima chance, perché spero che la partita ecco, vada diversamente senza dover ricorrere a questi metodi estremi. A me non stupirebbe se si mettesse addirittura dietro a 5 perché potrebbe pensare che ad ogni costo questa partita non va persa. Magari con uno degli esterni che sale, però ho paura che voglia affrontarla il più coperto possibile. Quindi mi stai dando Conferma di quella sensazione. sensazione Sì, ce l'ho anch'io onestamente. che i 2 risultati su 3 alla fine vanno ragionati, ecco. Sì. Tu invece sì. Roberto sei di questa idea o... Sicuramente io escluderei il tridente d'attacco, le 3 punte. L'osservazione di Armando è corretta. Io può giocare o proprio fare una difesa di ferro a 5 giocatori, oppure l'altro schema potrebbe essere il classico 4-4-2, appunto per, come abbiamo detto, mettere una formazione, classico schema, diciamo, d'ordine, per farla una partita tecnica e costruire così
la partita. Insomma, siamo partiti un po'... Cioè non mi aspetto un Cagliari sbilanciato all'arrembaggio che se poi ti becchi il contropiede ti fanno il gol, ripeto, vai Però sotto. giochiamo anche col Sassuolo. Ecco, non io so. volevo dire questo. Siamo però partiti un Se po' non siamo arrembanti con loro, con che sono questa, penultimi. con questa, Ho capito, ragazzi, con questa però delusione anche loro si devono da sconfitta salvare. per 5-1. Anche loro sono ancora in corsa, dopo che la sconfitta che prima della vittoria con l'Inter Sì, era con un piede in B, invece vinci però con l'Inter ragazzi, 3 punti. io dico una cosa, se non riusciamo a vincere una partita di questo tipo con il Sassuolo, ridotta ai minimi termini e con l'acqua alla gola, Non lo so, allora vorrei dire una cosa magari impopolare, ma dal mio punto di vista molto molto netta e molto lucida, che il Cagliari non merita di stare in Serie A. Ecco. Vabbè, certo, una categoria che comunque, come la Serie A, è fatta di partite importanti, di partite secche. Se tu le perdi tutte, appunto, non sei in grado di attaccare nemmeno in queste partite, forse non è la tua categoria. E lo penso anche io questo. No, Ma- quello sicuramente, ma ripeto, ci aspettiamo un Cagliari che vada là grintoso, cioè che vada là a fare la partita, vada a prendersi questi benedetti 3 punti che sono fondamentali. Questo tutti ci auguriamo e Cioè, speriamo di non vedere un Cagliari come il Milan, perché se vediamo un Cagliari come il Milan, no, ma io non voglio neanche c'è pensare. poco da fare ai calcoli. No, esatto. no, non voglio neanche pensarci. Però mi consola anche il fatto che all'ultima di campionato con la Fiorentina in casa potrebbe essere un'ulteriore occasione per, diciamo, conquistare quel punto o quei punti che potrebbero darci la definitiva salvezza. Ranieri ha detto che questa salvezza si giocherà fino alla fine, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Io spero di poterla festeggiare prima. Questo vorrà dire anche che la gara col Sassuolo potrebbe essere fondamentale se la vinciamo, ma potrebbe essere anche non così, come dire, partita da ultima spiaggia che in qualche modo ci taglierebbe fuori da qualsiasi discorso. Perché ci sono anche altri scontri diretti e quindi Sì, bisogna vedere bisogna anche vedere cosa fanno le altre. cosa fanno le altre. Tipo questa domenica, come abbiamo detto, a parte l'Udinese, gli altri hanno perso, quindi da quel punto di vista è rimasta in varianta. L'unica che ha fatto un passo in avanti importante è l'Udinese che Ci ha ripreso. che adesso da 30 punti è a 33 ed è a pari punti con noi, e come ha detto Armando, per via della classifica avulsa, scontri diretti, differenza retti, è sopra di noi. Ecco, però giocherà prima con l'Empoli e poi col Frosinone. Ecco, non due gare così, Però guarda, così io anonime. tra le diverse concorrenti, io l'Udinese, ma è forse è quella che vedo Più attrezzata. comunque come giocatori, cioè come squadra, comunque se vai a vedere sulla carta. Poi, ripeto, il pallone è rotondo, ha avuto un periodo infatti si è ritrovata in zona retrocessione. Però se è una squadra che se gioca, come sta dimostrando, appunto, vedi la partita con Lecce in casa loro, ok che Lecce salva, però i 3 punti è andata a prenderseli. Come ha detto Armando, i match point li devi chiudere. Ecco, Se non li chiudi, il Cagliari se non li chiudi, non è molto avvezzo a questo. se non li chiudi non fai punteggio pieno, non prendi quei punti fondamentali che ti permettono di non aspettare appunto all'ultima giornata, all'ultimo minuto del campionato. Armando, un'ultima chiosa, ecco, su questi scontri incrociati, come li vedi? Ma io sono del parere che non dovremmo nemmeno vederli, onestamente. Dovremmo vincere questa benedetta partita perché siamo col Sassuolo, non siamo con la Juventus o con l'Inter. Dobbiamo andare lì, vincere, e dovremmo vincere anche in casa con la Fiorentina. Punto. Poi
ovviamente, certo, se ci salviamo per demerito degli altri va bene lo stesso. Ci sta bene lo stesso, però pensiamo a noi stessi. Sì, ma onestamente dopo queste partite tremende, al di là dei risultati, ho proprio voglia di vedere un atteggiamento diverso e ho voglia di vedere lì una squadra che va a vincere senza stare a vedere cosa fa l'Empoli piuttosto che il Frosinone, perché con questo atteggiamento qui attenzione che stiamo finendo di nuovo nella cadetteria. Ecco, con questo augurio noi ci salutiamo anche per oggi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sperando di poter commentare un Cagliari diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Milano. Per ora è tutto, io saluto i miei ospiti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Saluto Roberto Dessì alla regia e vi do appuntamento alla prossima settimana.